Sono 100.000 gli immigrati in provincia di Treviso. Entro 20 anni saranno il 10% in più, sfiorando la percentuale in regione del 19% della popolazione totale. Lo Pitergino e la Pedemontana, le aree con maggiore concentrazione. Sono questi i dati emersi dal rapporto della regione sull'immigrazione. La crisi economica è la variabile che più inciderà nei prossimi mesi. Dai dati raccolti i rientri sono già cominciati. Impiegati nei settori edilizio, tessile e meccanico che per primi stanno pagando l'impasse dell'economia che ristagna. Ma gli stranieri che decidono di tornare al paese d'origine sono una piccola percentuale rispetto a quanti sono rimasti senza lavoro. Qualcuno è quindi costretto per rimanere in Italia a valicare i confini della legge. Oggettivamente ci può essere la tentazione di cercare di resistere accettando attività non regolari, quindi di aumentare in qualche modo l'area della irregolarità che era già in qualche modo esistente per il discorso sempre delle quote illimitate di accesso. Secondo l'assessore veneto ai flussi migratori Oscar De Bona, a fare le valigie sono soprattutto i nordafricani, figure professionali del quale al momento della ripresa il Veneto non potrà fare a meno. Chi invece non fa le valigie è la comunità dei cinesi, una comunità sommersa che non si è per nulla integrata. Abbiamo delle etnie che hanno più difficoltà a inserirsi, che vivono più in autonomia, di cui spesso non conosciamo bene cosa fanno e quindi in qualche maniera non sono tra quelle che sono più comode, diciamo.